in collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Buon pomeriggio e benvenuti a questa prima puntata di Confini oltre l'agricoltura, format che Mantova TV ha voluto dedicare all'agricoltura e all'agroalimentare, senza dimenticare però altre tematiche come le bioenergie piuttosto che l'enogastronomia e le novità legislative. Io colgo subito l'occasione per salutare il nostro ospite in studio, l'onorevole Marco Carra, componente della Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati. Lo ringrazio per essere qui, per aver scelto di accompagnarci in questa prima puntata di Confini. Ecco, andiamo a scoprire subito l'argomento di questa primissima puntata. Ci concentreremo in particolare sulla politica agricola comune, in vista di una data che definirei cruciale, quella del 12 ottobre, quando verrà presentata alla Commissione europea la proposta di riforma della politica agricola comunitaria. E allora andiamo a vedere subito il primo servizio che ci racconta un pochino le origini della politica agricola comunitaria e quali sono le tematiche della riforma all'esame proprio il 12 ottobre. Vediamo il servizio. Saranno giorni caldi prossimi a Bruxelles. Uno in particolare è scritto in rosso sul calendario dell'Unione Europea ed è quello del 12 ottobre, data in cui la Commissione dovrebbe approvare il progetto di riforma della politica agricola comune, la PAC, del commissario europeo all'agricoltura Dacian Cioloș. La PAC nasce insieme alla comunità europea. Nel 1958 i 6 paesi fondatori si servono di questo inedito strumento per favorire la ripartenza post-bellica del settore agricolo. Redditi equilibrati ai contadini, cibo a sufficienza e a prezzi sostenibili, stabilizzazione dei mercati e competitività dell'agricoltura sono i suoi obiettivi originari. Obiettivi destinati però a cambiare con il trascorrere degli anni. La riforma più significativa è quella disegnata da Agenda 2000 nel 1999, che stabilisce di fatto i nuovi cardini dell'agricoltura, tra cui la tutela ambientale, la qualità e la sicurezza alimentare e il benessere degli animali. Saranno queste le basi della multifunzionalità. In queste ore la PAC sta vivendo la sua ennesima rivoluzione. Al centro del dibattito c'è l'entità del budget destinato a sostenere l'agricoltura europea. La richiesta è che non vi siano tagli e che siano confermati i 54 miliardi di euro che ogni anno Bruxelles redistribuisce all'agricoltura europea. Stando alle prime indiscrezioni, il progetto di riforma introdurrebbe invece un tetto alla concessione di aiuti pari a 300.000 euro. Quel che è certo per il momento è che i tagli ci saranno del 4-5% nel migliore dei casi, fino al decisamente meno rassicurante 12%. Ma a destare preoccupazione sono anche i criteri con i quali l'Unione Europea deciderà di ridistribuire le risorse per superficie piuttosto che per produzione. Netta la posizione del ministro dell'Agricoltura Saverio Romano, che ha bollato come penalizzante per l'Italia una politica svincolata da qualsiasi riferimento al mercato e alla produzione, con l'inevitabile conseguenza di disincentivare le produzioni agricole di eccellenza. Se questi criteri non saranno rivisti, ha detto il ministro, non escludo un atteggiamento ostile dell'Italia rispetto all'approvazione della nuova PAC. Ecco Carra, io colgo subito l'occasione per chiederle innanzitutto come sta l'agricoltura italiana, in particolare quella mantovana, quali sono i nodi ancora da sciogliere in vista della PAC e che cosa rappresenta la politica agricola comunitaria per la Lombardia e per Mantova? L'agricoltura italiana e quindi quella mantovana inevitabilmente non gode di buonissima salute. È sufficiente ricordare che dal 2005 al 2010, quindi considerando un paio d'anni di crisi,
il reddito degli agricoltori è calato sensibilmente, fatto 100 il reddito degli imprenditori agricoli di tutta Europa, in questi 5 anni quello degli imprenditori italiani è calato del 15-17%. Al contrario, viceversa, di quello di loro colleghi europei, penso alla Germania, è schizzato il 125% rispetto al 2005, quello della stessa Francia 113%, quello complessivo dell'Unione Europea 110%, quindi come dire, l'agricoltura italiana sta soffrendo e va ricordato che anche gli altri paesi europei hanno vissuto questi anni di pesante, grave difficoltà economica. Quindi c'è bisogno, io credo, di studiare delle politiche che in qualche modo sostengano la nostra agricoltura, politiche attive, quindi non assistenza, ma politiche di sostegno al reddito. Ora, dalla PAC ci si aspettano grandi cose. Per noi la PAC significa molto, è già stato ricordato nel servizio, sono svariate decine di miliardi di euro, per quanto riguarda l'Italia stiamo parlando di circa 6 miliardi di euro, però dovranno subire inevitabilmente, da quello che si comprende, una riduzione che io auspico, come è stato detto nel servizio, che sia la migliore delle ipotesi, quindi che il calo sia intorno al 3-4%. Ricordo che però non più tardi di qualche giorno fa il ministro Romano, in audizione in Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, ha parlato viceversa della peggiore delle ipotesi, cioè del 12%. Per Mantova sono decine di milioni di euro, 60-70 milioni di euro di sostegno europeo alla nostra imprenditoria agricola, quindi come dire, per noi è un fatto di grande rilevanza. Diciamo che a fianco di queste considerazioni, che sono per il momento oggettive, cioè registriamo questa situazione, si tratta di capire sul piano più strettamente politico che cosa l'Italia contrapporrà a quella che pare ormai essere la decisione non tanto del commissario, quanto della Commissione stessa, che appunto il 12 ottobre varerà il pacchetto. Qual è l'atteggiamento dell'Italia? Perché, come dire, la critica del ministro Romano, che noi condividiamo rispetto a quello che è stato prefigurato, non ci accontenta, quindi si tratta, io credo, di mettere in campo anche quelle alleanze con altri paesi europei per far sì che il dato negativo che si ripercuoterà o che potrebbe ripercuotersi sull'Italia sia il meno accentuato possibile. Certo. Del resto di riforma della PAC non se ne parla da qualche settimana, è un tema che ormai sapevamo che, come dire, in qualche modo avremmo dovuto affrontare. Sì, diciamo che ultimamente tra l'altro è una costante. Noi proprio sulla PAC e in particolare sulla questione dei tagli, che ha sottolineato anche lei, onorevole, abbiamo intervistato in esclusiva, in collegamento telefonico, l'eurodeputata del Partito Popolare Europeo Lara Comi. E lei dice: l'aspetto cruciale della proposta avanzata da Bruxelles sta tutto nel criterio per l'allocazione dei contributi europei. Andiamo a sentire la nostra intervista. Come è cambiata la PAC dagli anni 80 ad oggi e in che cosa si differenzia la PAC in discussione in queste settimane dalla PAC delle origini? Vediamo che nell'ultimo decennio la politica agricola comune si è trasformata profondamente, in quanto ha eliminato tutte le sue forme di sostegno che erano collegate alla produzione e al mercato. Questo perché? Perché è aumentata la concorrenza, quindi i produttori italiani oggi devono fronteggiare non solo la concorrenza degli agricoltori spagnoli o tedeschi, ma ahimè anche quella sudamericana o dei paesi nordafricani, perciò il mercato è diventato sempre più aperto, sempre più globale. Il progetto di riforma del commissario Cioloş parla dell'introduzione di un tetto alle concessioni di aiuti all'Unione Europea all'agricoltura pari a 300.000 euro, e questo è anche un nodo che noi vorremmo discutere, perché il progetto di proposta prevede per gli aiuti all'Unione Europea compresi tra i 150.000 e i 200.000 euro un taglio del 20% e un taglio del 40% invece tra i 200 e i 250.000.
ahimè non vorrei dare veramente brutte notizie già a quest'ora, ma avremo un taglio del 70% tra i 250 e i 300 mila. Questo è un grosso problema perché nel calcolo potranno essere sottratti, è vero, i costi dei salari dei lavoratori sostenuti dalle singole aziende, ma il problema vero e proprio è quello che la riforma vuole privilegiare le superfici piuttosto che la produttività, ed è questo il nodo centrale che noi stiamo cercando di controbattere. Ci sono diverse sfide che gli agricoltori, anche quelli mantovani, devono affrontare. Parliamo di accesso al credito, di multifunzionalità, di sostenibilità ambientale. Ecco, alla luce di questa nuova PAC in discussione, come potranno rispondere gli imprenditori a queste nuove sfide lanciate dall'agricoltura? Innanzitutto dobbiamo cercare di promuovere la denominazione di origine e di qualità dei nostri prodotti, perché prodotti come quelli italiani non ce ne sono in Europa, non ce ne sono nella parte del mondo. Noi abbiamo delle peculiarità che altri non hanno. Proprio per questo io considero la tracciabilità come l'elemento chiave, ovvero quello di poter sapere dove viene realizzato il prodotto, come viene realizzato e secondo anche quale norme di sicurezza noi lo produciamo. E tutto questo deve essere fatto con un gioco di squadra. Cioè, spesse volte quello che viene a mancare a livello europeo è proprio questo asse tra gli agricoltori, tra le associazioni di categoria e le istituzioni. Fortunatamente la situazione sta migliorando, proprio perché con il Ministro all'Agricoltura, col Commissario all'Agricoltura, col Presidente della Commissione Agricoltura e i singoli parlamentari stiamo facendo veramente squadra. Onorevole Carra, Lara Comi dice: non vorrei dare brutte notizie, però le brutte notizie a quanto pare ci sono. A livello comunitario è acceso il dibattito proprio sulla proposta portata avanti da alcuni stati, Gran Bretagna e Svezia in primo luogo, di diminuire proprio drasticamente il budget della PAC 2014-2020. Ovviamente questo ha incontrato l'opposizione di molti stati, tra cui proprio l'Italia. Ecco. Di certo c'è che questa riforma si sta muovendo però senza un quadro certo di riferimento a livello economico, cioè proprio a livello di tagli. Cosa stanno rischiando, secondo lei, in concreto gli agricoltori mantovani? Beh, leggo testualmente quanto ci ha proposto mercoledì scorso il Ministro in Commissione Agricoltura. Si passa dai 57,4 miliardi ipotizzati per il 2013 a 50,2 miliardi nel 2020, quindi meno 12%, il dato a cui facevamo riferimento prima. A questi il Ministro aggiunge un taglio, una riduzione del 5,5% relativo al cosiddetto processo di convergenza, cioè il tentativo che si sta portando avanti in sede europea è quello nel corso degli anni di equiparare all'interno di tutti i paesi la quantità, diciamo così, di sostegno all'imprenditore agricolo. Quindi questi sono miliardi. Sono fior di investimenti la cui ricaduta sul piano locale l'analizzeremo cammin facendo, ma basta fare la debita proporzione, no? Se tanti erano i milioni di euro che arrivavano nella nostra provincia, di fronte a questi tagli tanti milioni in meno arriveranno nella nostra provincia. Io credo che sia importante sottolineare, mi ha fatto piacere che lo abbia fatto l'eurodeputata Comi, che tutti i nostri eurodeputati, naturalmente ciascuno con le proprie sensibilità, però stanno facendo davvero un gioco di squadra al fianco del Presidente della Commissione De Castro, e c'è da augurarsi che questo gioco di squadra possa produrre qualche esito positivo, perché, come dire, se questo è il quadro non si può che condividere il giudizio dell'eurodeputate, cioè che i chiari di luna saranno davvero drammatici per la nostra impresa agricola. Del resto già una prima battaglia è stata affrontata in sede comunitaria appunto nei confronti di quei paesi che forse lo si capisce anche bene, ma insomma hanno tentato in ogni modo di ridurre drasticamente, dimenticando ad esempio che l'agricoltura statunitense gode di una, chiamiamola, di una PAC statunitense di un certo peso. Questo sta a significare che, come dire,
gli stati, i continenti hanno l'esigenza, la necessità di sostenere rispetto allo scenario, a maggior ragione oggi, rispetto agli scenari mondiali, hanno la necessità di sostenere le nostre imprese agricole. Quindi questi sono i macro dati che stanno venendo a galla, che stanno venendo alla luce, sui quali c'è di che essere davvero preoccupati. Lei ha parlato prima di De Castro. E noi abbiamo avuto il piacere e l'onore di intervistarlo durante l'ultima edizione della Fiera Millenaria e De Castro ha una posizione assolutamente forte in merito alla PAC. Lui dice: se questa PAC non ci piace, noi la cambieremo. Sentiamo allora cosa ci ha detto durante l'ultima edizione della Fiera Millenaria. Ci lamenteremo con il commissario se non ha raccolto, se il termine è obbligatorio, perché fino al 12 di ottobre non sappiamo cosa ci sarà scritto finché non lo leggiamo ufficialmente, sono solo anticipazioni quello su cui stiamo ragionando. Ebbene, se le anticipazioni dovessero essere confermate il 12 ottobre non c'è dubbio che ci lamenteremo con il commissario se non ha raccolto, se il termine è obbligatorio, perché fino al 12 di ottobre non sappiamo cosa ci sarà scritto finché non lo leggiamo ufficialmente, sono solo anticipazioni quello su cui stiamo ragionando. Ebbene, se le anticipazioni dovessero essere confermate il 12 ottobre non c'è dubbio che ciò che il Parlamento europeo ha approvato sul futuro della PAC non sono state raccolte dalla Commissione. In questo caso non c'è dubbio che l'intera Commissione Agricoltura sarà contro questa riforma. Non ci basta fare un'operazione di redistribuzione delle risorse, né ci basta poter salvaguardare che il taglio all'Italia sia del 4 o del 5, il taglio alla Francia sia dell'1 o del 2. Non è un problema di percentuali di taglio rispetto a un bilancio complessivo, ma è sulla qualità della proposta, sulle misure, su quale PAC vogliamo dopo il 2013. Non capiamo per quale motivo ha voluto a tutti i costi introdurre un greening, un rinverdimento senza semplificare. Che tipo di burocrazia si sta inventando Ciolos? Perché noi siamo stanchi della burocrazia. Gli agricoltori stanno affrontando molti problemi e non possiamo limitare a un'operazione redistributiva, ma dobbiamo introdurre nuovi strumenti di gestione del mercato, strumenti di gestione del rischio. Se tutto ciò non ci sarà, certamente noi questa PAC la cambieremo. Carra, una domanda forse filosofica o comunque teorica. Era davvero indispensabile per la nostra agricoltura questa riforma della PAC, al di là dell'allargamento con la presenza di nuovi Stati membri? Era davvero indispensabile, fatta così? No, fatta così no, assolutamente. Concepita in un altro modo, secondo le indicazioni che da tempo andiamo sostenendo e che sono state sinteticamente illustrate dal Presidente De Castro, sì. I criteri che stanno venendo avanti sono criteri che privilegiano altri paesi, grandi superfici e che non premiano la qualità, che non premiano la produzione di bene pubblico, perché l'agricoltura oggi non produce solo alimenti, cosa peraltro indispensabile, ma produce anche beni pubblici, tutela dell'ambiente, tutela delle acque, tutela del territorio, qualità delle produzioni. Avremmo voluto il condizionale in questo caso forse davvero d'obbligo, perché dobbiamo con attenzione leggere quello che ci sarà scritto. Però se così dovesse essere avremmo voluto che ci fosse stato un ragionamento sul ricambio generazionale, sugli agricoltori attivi. Da quello che si comprende pare che la considerazione che in sede europea si fa dell'agricoltore attivo è legata squisitamente ad un dato che fa un po' sorridere. Se un imprenditore produce almeno il 5% di prodotti agricoli viene già considerato agricoltore attivo e ci sembra una percentuale francamente irrisoria. Quindi la nostra agricoltura, come quella di qualche altro paese, merita un trattamento differente da parte dell'Unione Europea. Non ci deve essere solo, come già diceva De Castro, una mera ripartizione di risorse, ragionamenti solo squisitamente sui tagli, ma si parla di qualità della PAC. Ad oggi qualità non ce n'è. La cosa importante che ha detto De Castro sta nella possibilità, cosa peraltro recente, del Parlamento europeo di cambiare la proposta, o comunque di contrastarla con degli strumenti forti, perché dopo l'approvazione del Trattato di Lisbona diciamo il Parlamento europeo non registra semplicemente ciò che la Commissione decide, ma ha il potere di co-decidere. Ecco che come dire, questo per noi in qualche modo può essere un elemento di garanzia, perché non è detto che ciò che la Commissione approverà poi venga accolto
tacitamente al Parlamento, ma stando appunto alle parole di De Castro è assai probabile che nel momento in cui la proposta approderà in Parlamento se ne vedranno delle belle. Parlando di PAC, è inevitabile parlare anche del ruolo dell'Italia in Europa. Qui arrivo ad una tematica forse un pochino più politica. Ruolo dell'Italia in Europa che forse in questo momento manca di incisività, ecco. Forse per colpa dell'assenza di una figura una figura di riferimento forte in ambito agricolo? Cioè un interlocutore vero e proprio per il settore dell'agricoltura? C'è un problema di ordine più generale, come è noto ai telespettatori, che attiene alla credibilità del nostro governo, del nostro Presidente del Consiglio. Insomma, penso di non dire una cosa particolarmente soggettiva, mi pare un dato oggettivo, stiamo diventando, forse lo siamo già, la barzelletta d'Europa e del mondo. Quindi questo sicuramente nelle relazioni internazionali pesa e non poco. Nello specifico dell'agricoltura noi paghiamo il fatto che in questi 3 anni di legislatura, 3 anni e mezzo, abbiamo cambiato 3 ministri. Prima ricordavamo che di riforma della PAC non se ne parla da qualche tempo, ma come dire, era una scadenza abbondantemente preannunciata. Non c'è stato un particolare interesse, questa è una nostra valutazione, da parte di questo governo nei confronti dell'agricoltura, anche in materia di politiche italiane. A maggior ragione abbiamo registrato una certa assenza sul piano europeo. Nell'ultimo periodo, quando hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni sulla nuova PAC, sappiamo che il ministro Romano si è recato ripetutamente a Bruxelles, ha incontrato Cioloș, De Castro, i parlamentari europei italiani, quindi ha recuperato, forse tardivamente, non so quanto questo possa fruttare, ma ha cercato di recuperare i ritardi. A questo io aggiungo un altro fatto che è stato oggetto di una pesante, impegnativa discussione in Parlamento la settimana scorsa relativa alla mozione di sfiducia nei confronti del Ministro. Noi siamo garantisti e pensiamo che una persona sia innocente fino a prova contraria. Non c'è dubbio che una persona sulla quale pende un'ipotesi di reato così pesante come quella che pende appunto sul capo del ministro Romano, cioè associazione concorso in associazione mafiosa, lo renda particolarmente debole. Cioè, non basta la fiducia che la Camera gli ha rinnovato per essere robusti sul piano europeo. I ministri o parlamentari degli altri paesi europei si dimettono per molto, ma molto meno. Allora noi giudichiamo totalmente inopportuna, poi sarà la magistratura a giudicare se il ministro Romano è colpevole o meno dei reati che gli vengono contestati. Tuttavia consideriamo totalmente inopportuna la sua permanenza al Ministero dell'Agricoltura, perché appunto su di egli, su di lui, sul ministro, pende un'accusa infamante. Questo lo rende debole, ci ha reso deboli in questi anni e i 3 ministri non hanno sicuramente, dal nostro punto di vista, brillato per attenzione nei confronti del loro stesso dicastero e in ambito europeo. Adesso le prossime sfide per l'agricoltura mantovana quali sono? Nell'immediato, nel medio e lungo termine? Ma io credo che siano alcuni temi sui quali ci si dovrà soffermare, posto che in quest'ultima fase l'aumento dei prezzi dei formaggi ha ridato una boccata d'ossigeno ai nostri imprenditori, ma la crisi del settore suinicolo è ancora aperta. Forse se ne parla meno di qualche settimana fa, ma è tuttora aperta. Abbiamo un altro problema che sta esplodendo e che secondo me va governato, che è l'incremento delle produzioni destinate agli alimenti che vengono viceversa destinati agli impianti di produzione di energia. L'altro tema scottante, anche su questo le scadenze sono ormai prossime, attiene alla direttiva nitrati. Certo. Perché se l'Unione Europea non dovesse concedere l'ennesima proroga all'Italia, noi rischiamo, visto che il terreno è quello che è, non è un bene riproducibile, noi rischiamo di vedere i nostri allevamenti dimezzati, il che non è assolutamente concepibile per la nostra economia, per la nostra agricoltura.
Quindi questa è un'altra delle speriamo ovviamente che la proroga venga accolta, ma non può essere considerata la soluzione del problema, per cui da qui in avanti, se la proroga dovesse essere concessa come io auspico, da qui in avanti questo tema dovrà essere affrontato nel modo dovuto. Quindi ci sono alcune questioni che sono in gioco, a queste aggiungo anche il tema della zootecnia. Noi stiamo insistendo perché si approvi un piano carni che possa anche in questo caso ridare ossigeno alla nostra zootecnia. Insomma, sono questi gli argomenti che riguardano prevalentemente l'agricoltura, diciamo, mantovana. Ecco, noi ci fermiamo per un attimo proprio di pausa brevissimo, ci rivediamo fra poco. La qualità al miglior prezzo. Arredamento completo a 1.990 euro. Da Emporio Mobile in Kit a Viadana. Carrozzerie Center Car, da 30 anni all'avanguardia nel settore degli allestimenti per veicoli industriali e commerciali, opera sia in Italia che all'estero. Ricerca e sviluppo costante, tecnologie innovative, staff specializzato, uniti a dedizione e professionalità, ci permettono di soddisfare le esigenze di ogni tipo di autotrasporto. Visitate il nostro sito internet www.centercar.net. Andiamo oltre lo stile, puntiamo alla personalizzazione. Bertolini Arredamenti, mobili esclusivi per l'arredo su misura, alta qualità artigianale, consulenza personalizzata con architetto in sede, in via Zara Chiaviche, San Prospero di Suzzara. Bertolini, l'arredo che senti davvero tuo. Ben ritrovati a Confini oltre l'agricoltura. Abbiamo parlato di politica agricola comunitaria insieme al nostro ospite, l'onorevole Marco Carra. Adesso andiamo a scoprire il secondo argomento di questa puntata, che è la vendemmia. Ecco, siamo andati a fare una fotografia di come sta andando la vendemmia in Lombardia e diciamo i dati così immediati sono che ci sono quantità inferiori alla media, ma comunque qualità in rialzo. Vediamo il servizio. Quantità risicate, ma qualità degna di nota. Non sarà una vendemmia da ricordare quella del 2011, tuttavia non mancheranno le eccellenze. A dirlo è Asso Enologi, l'associazione enologi enotecnici italiani. Partiamo da qualche dato. La produzione mondiale di vino è attualmente di 300 milioni di ettolitri, 40 miliardi di bottiglie, il 60% prodotti nell'Unione Europea. Il 17% della produzione globale ed il 30% di quella europea parlano italiano. La produzione 2011 è stimata in 44 milioni di ettolitri di vino e mosti, inferiore di poco più del 5% rispetto al 2010. Anche i consumi interni sono in calo. Secondo Asso Enologi, nel 2010 si sono attestati sui 43 litri pro capite contro i 47 del 2007. La tendenza è verso un ulteriore decremento, tanto che nel 2015 Asso Enologi li stima sotto la soglia dei 40 litri, con un calo di circa il 70% rispetto agli anni 70. In Lombardia la vendemmia è iniziata in anticipo e all'insegna dell'ottimismo nei primissimi giorni di agosto, in particolare in Franciacorta e nell'Oltrepo pavese, dove le uve bianche destinate a base spumante sono apparse subito di ottima qualità. Poi è arrivato il gran caldo e il quadro si è sostanzialmente modificato sia per le uve bianche sia per quelle rosse. L'AFA, unitamente alla prolungata assenza di piogge che le irrigazioni di soccorso non sono riuscite a compensare, ha causato stress idrico ai grappoli, innescando un processo di maturazione molto anticipato rispetto alla norma ed una maggiore concentrazione degli zuccheri dovuta essenzialmente alla disidratazione delle uve, che mostrano pertanto una resa in vino minore dello scorso anno. Settembre però potrebbe regalare molte sorprese, soprattutto dal punto di vista qualitativo, per quanto riguarda i rossi.
Allora, noi abbiamo preparato una tabella riassuntiva che invito l'onorevole Carra a guardare con noi e che ci mostra un pochino com'è la produzione mondiale di vino e quella che riguarda l'Europa e l'Italia in particolare. Ecco, la vediamo ora. La produzione mondiale di vino è attualmente di 300 milioni di ettolitri, questo significa 40 miliardi di bottiglie. Il 60% è prodotto nell'Unione Europea, il 17% della produzione globale e il 30% di quella europea parlano italiano, quindi è tutto vino nostro, insomma. La produzione 2011 è stimata in 44 milioni di ettolitri di vino e mosti, inferiore di poco più del 5% rispetto al 2010. Un dato che mi sento di aggiornare, gli ultimi dati di Fedagri Confcooperative parlano di un calo del 13% sul 2010. Questi sono dati aggiornatissimi. Ecco, a Carra però faccio una domanda un attimino più forse generale sul vino. Dicono quest'anno che la Francia ha superato di fatto la produzione vinicola italiana. Insomma, l'Italia così è stata superata dai francesi, è vero? Si può affermare questo oppure l'Italia ha comunque conservato il suo primato? Essere superati dagli antichi rivali francesi sarebbe particolarmente fastidioso. No, da un punto di vista della quantità delle produzioni, diciamo questo sorpasso non è avvenuto. Da un punto di vista viceversa del valore del prodotto, la Francia è al di sopra rispetto all'Italia, quindi producono meno, minor quantità, ma sono più bravi. Mettiamola così, sono più bravi a promuovere, a valorizzare i loro prodotti e quindi questo, come dire, fa sì che l'Italia produca di più ma abbia un valore inferiore rispetto a quello francese. Naturalmente per quello che mi consta, ovviamente auspico che possa esserci una ripresa del valore delle nostre produzioni che, come è stato ricordato nel servizio, sono di grande pregio, di grande qualità. Lo dico, i telespettatori mantovani, buona parte di essi conoscono questa mia particolarità, cioè la mia astemia, però ecco, confrontandomi e frequentando molta gente, so per certo che le nostre produzioni sono di straordinario valore. Beh, soprattutto quest'anno, insomma, i dati parlano chiaro, dicono quantità comunque inferiori, però la qualità ovviamente è molto superiore rispetto agli anni passati, forse per colpa o per merito del caldo che c'è stato quest'anno. Noi siamo andati a chiederlo proprio al presidente del Consorzio Volontario Lambrusco Mantovano, Luciano Bulgarelli, che ha fatto il punto sulla vendemmia nel Mantovano. Vediamo l'intervista. Stiamo concludendo la vendemmia in questi giorni, nel Basso Mantovano è praticamente conclusa, proseguirà per almeno una settimana o due sull'Alto Mantovano perché ci sono varietà un po' più tardive. Il bilancio credo che si chiuda positivamente, abbiamo avuto un andamento stagionale un po' altalenante, no? Con questo forte caldo, no? Soprattutto nella seconda metà di agosto, no? E poi tutto settembre, però alla fine abbiamo riscontrato che le uve sono molto sane, quindi la maturazione è stata ottimale, quindi credo che siano tutte le premesse perché anche quest'anno sia una buona annata. Quindi insomma il trend mantovano conferma il trend nazionale, magari una quantità leggermente inferiore rispetto alle aspettative, però con una qualità maggiore. Sì, il trend dai primi dati che abbiamo rispecchia l'andamento nazionale, quindi varia dal 10 al 20% a seconda delle varietà, quindi da questo punto di vista c'è una diminuzione di produzione e la qualità credo che sia eccellente, ecco, poi credo che ci siano state tutte le condizioni, poi vedremo il lavoro che verrà fatto in cantina, ecco, dai produttori. La crisi nel mondo del vino si è sentita, continua a farsi sentire, com'è la situazione? Beh, credo che la crisi, come in tutti gli altri settori, nel vino si sta sentendo anche qua, forse accentuato un po' di più da alcune norme restrittive, no, che giustamente, no, pongono il consumatore comunque di fronte anche a più coscienza nell'approcciare, no, a quello che è il consumo del vino. Devo dire che da parte nostra, soprattutto da parte degli operatori, da parte delle istituzioni, dei consorzi, no, ci si sta impegnando proprio per favorire sempre di più la conoscenza dell'utilizzo del vino, ecco, perché non è solo un fatto di bere, ma anche una cultura nel bere, ecco, quindi credo che questo sia un impegno
che c'è sempre stato e oggi si rafforza e si rafforzerà ulteriormente, anche perché in momenti in cui sicuramente si vive un momento di crisi anche questo può fare la sua parte. Ecco, quindi insomma la crisi si è fatta sentire anche nel settore vitivinicolo. Abbiamo parlato prima di vini italiani, di vini francesi, di vini mantovani e allora sorge spontanea una domanda che è quella legata anche in questo caso all'etichettatura. Com'è lo stato della situazione in questo momento? Lo stato della situazione è tutto sommato positivo perché qualche mese fa in sede europea è stato varato dalla Commissione Agricoltura dell'Unione Europea, del Parlamento Europeo, è stato varato un regolamento proprio relativo all'etichettatura, alla tracciabilità dei prodotti agricoli. È un provvedimento che dovrà essere confermato in sede plenaria dal Parlamento Europeo. Il Presidente De Castro proprio qualche giorno fa ha rassicurato sui tempi, parlava di circa un mesetto per addivenire al completamento di questo percorso e mi sembra una cosa estremamente importante. Diciamo che è un passaggio che fa il paio con il provvedimento che a livello nazionale abbiamo assunto all'unanimità delle due Camere all'inizio di quest'anno, gennaio-febbraio 2011. I telespettatori lo ricorderanno perché fece un positivo scalpore il fatto che le Camere hanno votato all'unanimità il provvedimento sull'etichettatura. Naturalmente quello italiano era un provvedimento di natura prevalentemente politica, poiché questa è materia che deve essere necessariamente normata dall'Unione Europea. Però non c'è dubbio che, come dire, l'unanimità ha dato forza a questo tema e penso che abbia dato forza anche ai nostri parlamentari europei a partire da De Castro per far sì che anche in sede europea prendesse corpo questo provvedimento. Al fatto italiano va aggiunta l'emergenza diossina che ha colpito suini del sud della Germania, preoccupazioni giuste peraltro in Italia e in altri paesi europei. Quindi anche quel fatto, purtroppo negativo, ancorché circoscritto, ha comportato un'accelerazione. Ecco, l'importante è che si legiferi non solo sulla base dell'emergenza, ma si legiferi sulla base di una consapevolezza forte che appunto in questo caso attiene alla sicurezza alimentare, al fatto che oggi il consumatore è molto più preparato rispetto a qualche tempo fa, sì, e alla necessità di garantire la concorrenza leale in modo tale che il cittadino, che il consumatore, nel momento in cui si reca al supermercato ed è di fronte ad uno scaffale, decide sapendo quello che acquista, per cui può decidere di privilegiare il prezzo, come ahimè in questi ultimi tempi purtroppo è accaduto in ragione della crisi che ha colpito le famiglie, magari con un prodotto di media o bassa qualità, può anche privilegiare viceversa di spendere qualcosina in più sapendo con precisione il prodotto, da dove proviene, le lavorazioni che ha subito, e penso che il nostro prodotto, il prodotto italiano nel suo insieme, possa stare sul mercato in modo forte proprio perché è improntato ad una straordinaria qualità. Ma io penso che l'etichettatura sia anche un buon mezzo per contrastare l'agropirateria, no? Purtroppo se ne parla nell'ambito dei vini piuttosto che dei formaggi, piuttosto che delle carni suine, prosciutti mi vengono in mente. Quindi insomma penso che sia uno strumento importante da incentivare. Assolutamente, stiamo peraltro attendendo che la relazione che la Commissione bicamerale sull'agropirateria e quant'altro sta producendo, penso che quello possa essere uno strumento importante non solo per fotografare la situazione nel nostro paese, ma anche per individuare quelle forme di contrasto, perché alla fine ci rimette la nostra impresa, ci rimette il consumatore, e penso che nel corso degli anni un po' tutti abbiamo assistito a delle situazioni davvero intollerabili. Senta Carra, spostandoci, o meglio tornando sull'ambito di Mantova, dell'agricoltura mantovana, quali sono adesso le priorità per la nostra agricoltura? C'è una sfida in particolare che è quella della direttiva nitrati. Sì, questo tema è giusto riproporlo, lo dicevamo prima, mi pare che nel giro di pochissimo tempo
l'Unione Europea dovrà pronunciarsi sulla richiesta di proroga che il nostro Paese ha nuovamente richiesto. Noi sappiamo che i parametri che vengono fissati, che sono stati fissati da questa direttiva, cioè in sede europea, vengono abbondantemente superati, si parla di 170 kg per ettaro di azoto, i parametri sono un po' più altini, diciamo, e quindi di fronte ad una proroga c'è la necessità anche di programmare una determinata politica che consenta l'abbattimento dell'azoto, l'abbattimento dei nitrati e alle nostre aziende quindi di produrre con tranquillità. Diciamo prima che le alternative allo stato attuale dei fatti sono due e solamente una è percorribile, perché per raggiungere quel parametro, 170 kg per ettari, occorrerebbe avere una disponibilità di terreno maggiore di quella che abbiamo. Questo non è ovviamente possibile, per cui la strada alternativa, che almeno sul piano teorico è percorribile, è quella relativa all'abbattimento di almeno la metà dei capi allevati. Non è assolutamente concepibile. Io credo che, forse questo è un po' avveniristico, non lo so, ma insomma stanno venendo avanti delle forme di sperimentazione relative all'abbattimento dell'azoto che meritano di essere osservate dalle istituzioni pubbliche. Alcune di queste si stanno facendo proprio nel nostro territorio e stanno dando dei risultati interessanti. Naturalmente sono iniziative di imprenditori in collegamento con imprenditori agricoli che si mettono a disposizione per fare queste sperimentazioni. C'è bisogno di una verifica pubblica, c'è bisogno di un marchio pubblico, di un timbro pubblico che certifichi che quella sperimentazione può essere estesa, perché se così dovesse essere un piccolo passo in avanti noi l'avremmo fatto. E io credo che questa sia come dire, una delle emergenze che noi abbiamo di fronte, rispetto alla quale non possiamo fare lo struzzo e sperare nella ennesima proroga, perché di proroga in proroga il problema non si risolve. Prima o poi, come è accaduto per le quote latte, ci verranno a dire guardate che così non si può più andare avanti, per cui o aumentate i terreni disponibili o diminuite il numero dei capi. Certo. Bene, io invito l'onorevole Carra a seguire con noi la nostra rubrica che abbiamo chiamato Flash Agricoltura e che riunisce un pochino le notizie principali di questa settimana in ambito agricolo. Facciamo partire la rubrica. Marco Speziale, presidente di Apima Mantova, chiede a gran voce una proroga di almeno 6 mesi del termine per comunicare all'Agenzia del Territorio i requisiti di ruralità degli immobili. Ci pare un modo per fare cassa sulla pelle degli agricoltori, dice Speziali. La questione dei fabbricati rurali è l'ennesima dimostrazione che l'agricoltura purtroppo non è argomento degno d'attenzione per il governo e il Parlamento. Il primo dovere di un imprenditore è quello di tutelare la sua azienda, per questo non può stare a guardare passivamente quanto accade. Le crisi vanno affrontate, non subite. Lo dichiara Mario Guidi, presidente di Confagricoltura, commentando il declassamento del rating italiano da parte di Standard & Poor's. Vogliamo avere la possibilità di lavorare per noi e per il Paese, dicono gli imprenditori, solo questo chiediamo alla politica. La CIE ribadisce il suo fermo no alla deroga della legge 138, deroga che consentirebbe la produzione dello yogurt utilizzando non il latte ma polvere proveniente anche da paesi extra Unione Europea. Oltre a tradire il consumatore proprio su uno degli alimenti sinonimo di salute, dice la CIE, si farebbe l'interesse delle grandi imprese che utilizzano la materia prima proveniente dall'estero, a discapito di tutte quelle imprese che producono yogurt di qualità partendo da latte fresco. La Regione ha approvato un finanziamento di 113.000 euro per avviare un progetto di ricerca sul miglioramento qualitativo del latte destinato alla produzione di grana padano DOP. A stabilirlo un decreto della Direzione Generale Agricoltura che dà ufficialmente il via libera al piano operativo del progetto. La sperimentazione, annunciato l'assessore regionale De Capitani, sarà condotta utilizzando la stalla e il caseificio sperimentali del polo regionale di Carpaneta gestito da ERSAF. Carra, davvero stiamo rischiando il tilt sui fabbricati rurali, come dice Apima, come dice Speziali? Condivido totalmente la proposta che il presidente di Apima ha avanzato, cioè la richiesta di proroga di 6 mesi per consentire ai nostri imprenditori agricoli di presentare le richieste di variazione di questi fabbricati. Noi peraltro abbiamo presentato
una interrogazione, parlo al plurale perché è stata presentata dal gruppo PD in Commissione Agricoltura, depositata la settimana scorsa, a prima firma del vicepresidente Zucchi, dove appunto chiediamo 6 mesi di proroga. I tempi tra il decreto che chiedeva appunto l'adeguamento, le variazioni catastali, e il termine entro il quale queste variazioni dovevano essere presentate, ebbene questo tempo inimmaginabile, estremamente ridotto, si parla di poche settimane, al che voglio dire, nessuno è in grado di corrispondere appieno a questa norma. Poi immagino la condizione di caos anche tra gli agricoltori, Assolutamente. Insomma, dove andare a parare. Ecco. Assolutamente, quindi serve da parte del governo, perché questo non è un decreto ministeriale ma un decreto governativo, quindi del Consiglio dei Ministri, serve da parte del governo l'assunzione di un nuovo decreto che posticipi, noi diciamo di 6 mesi, Apima dice di 6 mesi, questa sarebbe per noi la soglia utile, però ecco un nuovo decreto che stabilisca, diciamo, questa proroga dei termini e consente ai nostri imprenditori agricoli di non impazzire di burocrazia, ma di mettersi in regola, diciamo, con tutta la tranquillità necessaria. Quindi totalmente d'accordo con l'amico Speziali. Nella nostra rubrica che abbiamo appena visto abbiamo messo appaiato non a caso 2 notizie che riguardano il mondo così del latte. C'è una prima notizia che dice CIA no al latte in polvere per lo yogurt, e poi Grana Padano al via il miglior progetto di ricerca sulla qualità del latte. Allora, se da un lato si va a privilegiare la qualità, dall'altro escono queste notizie con lo yogurt fatto con il latte in polvere. Ma allora in che direzione stiamo andando? No, la domanda è assolutamente pertinente, perché la vicenda dello yogurt fatto con il latte in polvere è qualcosa davvero di aberrante. Anche in questo caso noi l'affronteremo in Commissione Agricoltura questa settimana, mi pare nella seduta di mercoledì-giovedì. Questo è un provvedimento che ha approvato un decreto del Ministero che in qualche modo recepiva una direttiva comunitaria, attraverso il quale, appunto, questo decreto si consentiva la possibilità di produrre yogurt attraverso l'utilizzo di latte in polvere. È approdato in commissione a fine agosto ed è da 3-4 settimane che si sta facendo battaglia in Commissione Agricoltura. Devo dire da questo punto di vista che anche alcune forze di maggioranza si sono opposte. Noi abbiamo avuto modo di ascoltare in Commissione Agricoltura le organizzazioni di categoria, CIA, Copagri, Coldiretti, Confagricoltura, Lega Coop, Conf Cooperative, e tutte all'unanimità hanno detto che questa era una strada davvero folle. Penso sia abbastanza scontato. Insomma, come... Viceversa abbiamo avuto anche il piacere di ascoltare gli industriali, i trasformatori, che viceversa hanno caldeggiato questa ipotesi. È un'ipotesi sciagurata per i nostri produttori, perché è del tutto evidente che qui si importerà latte in polvere a prezzi bassi, controlli di qualità altrettanto bassi, si importeranno queste quantità di latte in polvere da altri paesi europei, tutto a discapito del latte vero prodotto, diciamo, dai nostri imprenditori. Ora io resto convinto che, così come è già accaduto al Senato, questa cosa non passerà alla Camera, almeno lo auspico, perché sarebbe l'ennesima beffa, perché, come diceva lei giustamente, da una parte la Regione porta avanti un progetto condivisibile, nuovi investimenti per migliorare la qualità, e la Regione non ha del mio stesso colore politico, tuttavia quando ci sono iniziative utili per la nostra impresa vanno sottolineate, quindi è un'iniziativa importante questa, quindi da un lato iniziative di questo tipo, dall'altro si tenta di come dire, determinare delle situazioni davvero sconvolgenti. Per l'Italia non sarebbe una novità, perché ci sono, prima si parlava di vino, ci sono anche alcune tipologie di vini che vengono prodotti senza uva. C'è stata la polemica comunque tempo fa anche riguardo i vini prodotti senza uva.
Oppure ci è capitato anche di affrontare in Commissione Agricoltura succhi di frutta prodotti con quantitativi di frutta davvero minimi, 5-10%, quindi sono cose che non dovrebbero accadere, rispetto alle quali la politica nel suo insieme deve essere compatta per contrastare questi tentativi che arrivano da lobby, da settori dell'economia italiana, devono essere contrastati con durezza, con fermezza, perché appunto noi dobbiamo insistere sulla qualità. Certo. Sulla qualità e quindi a sostegno inevitabilmente della nostra imprenditoria agricola. Carra, a mo' di conclusione di questa prima puntata di Confini oltre l'agricoltura, cosa è lecito aspettarsi per l'agricoltura mantovana nei prossimi mesi? Ma intanto mi consenta di ringraziare la redazione di Mantova TV, intanto per aver concepito questa rubrica, questo programma, e quindi che avrà, se non l'ho capito male, anche cadenza settimanale. È un fatto estremamente importante che credo rende onore a chi l'ha congegnato, quindi penso di rivolgermi Grazie. a lei, Valentina. Sono altresì onorato di essere stato il primo ospite di questa, io la ringrazio mi ancora. auguro, ci mancherebbe, fortunata serie di incontri su un tema così importante. Cosa c'è da aspettarsi? Io sono per natura ottimista, vedo che gli imprenditori agricoli lo sono complessivamente. Mi è capitato in questi anni, lo facevo anche da sindaco, di incontrare tantissimi imprenditori, di visitare le loro aziende, di visitare latterie. Vedo che all'interno del nostro sistema agricolo ed agroalimentare il ricambio generazionale sta avvenendo. Ci sono giovani imprenditori che stanno peraltro con l'ausilio delle nuove tecnologie, stanno aprendosi ai mercati mondiali. Quindi io sono tendenzialmente ottimista perché vedo davvero tanta buona volontà, soprattutto tanta intelligenza e competenza messa a disposizione del nostro sistema. Detto questo però riscontro, qui mi tocca ancora una volta ribadire giudizi già espressi in precedenza, occorre un'attenzione diversa da parte di chi ha responsabilità di governo. Ecco, ribadisco, a livello regionale io registro, diciamo, una maggiore attenzione. A livello nazionale io registro l'assenza, la latitanza. Questo l'abbiamo denunciato anche attraverso i vostri servizi in tutti questi anni. Noi non smetteremo mai di essere, come dire, incalzanti nei confronti del nostro governo, del governo italiano, per far sì che l'agricoltura non venga trattata come dire, la cenerentola del nostro tessuto socio-economico, perché rappresenta comunque l'elemento primario, dal quale poi si sviluppa tutto il resto. Se l'agricoltura si inceppa tutto un sistema economico. Noi viceversa abbiamo la necessità di fare in modo che anche nella definizione delle poste di bilancio, come si usa dire tecnicamente, cioè negli stanziamenti di risorse, l'agricoltura non sia oggetto di tagli, ma sia al contrario oggetto di sostegni robusti. Nel prossimo novembre, se non ricordo male, il Ministro dell'Agricoltura ha lanciato gli Stati Generali dell'Agricoltura, che in un primo momento sembrava si dovessero tenere a Mantova. Poi il Ministro si è recato a Cremona e ha deciso di cambiare destinazione. Però ecco, quella può essere un'occasione da non sprecare per ridefinire insieme al mondo agricolo le priorità e per fare un po' di massa critica, politica, imprenditoria e sindacati che rappresentano questa imprenditoria, per far massa critica e per portare a casa dei risultati. Bene, per questa prima puntata di Confini oltre l'agricoltura è tutto. Noi vi diamo appuntamento a questa sera con la replica alle 21:10 e ovviamente a lunedì prossimo con la seconda puntata. Grazie per averci seguito, rimanete su Mantova TV.
In collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti, a Bagnolo San Vito.